Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Dimostreremo di avere sempre operato correttamente nel rispetto della normativa. Così si difende la Bioman di Maniago, coinvolta nella vasta indagine della Procura distrettuale antimafia di Trieste sul traffico illecito di rifiuti trasferiti senza autorizzazione dal Friuli in Veneto e in alcuni paesi dell'Est Europa. Le società e le persone coinvolte nell'inchiesta avviata dalla Procura di Trieste ritengono di avere sempre operato correttamente nel rispetto della normativa di settore e delle prescrizioni autorizzative. Bioman, l'azienda di Maniago, finita nell'occhio del ciclone dopo che i carabinieri hanno accertato un presunto giro abusivo di rifiuti urbani tra il Friuli e le società venete legate alla galassia della stessa società maniaghese, si difende. Avremo certamente modo di dimostrare l'adeguatezza dell'operato di tutti i nostri collaboratori e di chiarire che le condotte contestate, probabilmente a causa di una non corretta comprensione della normativa tecnica di riferimento e delle complesse modalità di funzionamento dei cicli produttivi, sono e sono state corrette. Per questa ragione, come si legge in una nota, Bioman ha già dato incarico a esperti di prim'ordine in ambito nazionale di esaminare la vicenda sotto il profilo tecnico-giuridico, al fine di fugare ogni dubbio sulla corretta gestione dei cicli produttivi delle aziende. I vertici di Bioman hanno tenuto a precisare che l'inchiesta non ha in alcun modo fatto emergere né problematiche di danni arrecati all'ambiente né aspetti concernenti il conseguimento di illeciti profitti. Le persone coinvolte stanno predisponendo degli scritti difensivi corposi da depositare al pubblico ministero, dell'intento di esaminare tutte le tematiche coinvolte, così confidando di chiarire ogni dubbio sulla correttezza dell'operato loro e dei collaboratori. Camion con rimorchio in fiamme questa mattina presto sulla A4 tra Re di Puglia e la barriera dell'Isert. L'incendio del mezzo pesante che trasportava carta e pellet si è innescato dalla motrice, nessuno è rimasto ferito. Si sono creati rallentamenti e code, tanto che il tratto in direzione Trieste è stato chiuso alle 5:22 con uscita obbligatoria a Re di Puglia. È stato lo stesso autotrasportatore a lanciare l'allarme, facendo arrivare poi sul posto i vigili del fuoco gli operatori di Autovie Venete. Vendevano vestiti e giocattoli privi di indicazioni, avvertenza e marcatura CE, quindi non conformi alle prescrizioni del codice del consumo. Per questo motivo la Guardia di Finanza di Gorizia, in collaborazione con la Polizia Locale di Monfalcone, ha sequestrato 700 prodotti fra capi di abbigliamento e articoli destinati anche a un pubblico minorenne con un valore di mercato superiore ai 4.000 euro. All'esito delle attività di controllo ai titolari delle attività commerciali sono state applicati sanzioni pecuniarie per circa 12.000 euro. Il Comune di Udine insieme alla Prefettura ha organizzato una serie di iniziative per celebrare il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo istriano. Due gli eventi centrali, un incontro con gli studenti nell'aula magna del Malignani e l'intitolazione di un piazzale a Norma Cossetto, uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi. Deposizione di corone, presentazione di libri, l'intitolazione di un piazzale, Norma Cossetto e una lezione nell'aula magna del Malignani per spiegare agli studenti perché si celebri la giornata del ricordo. Per il 10 febbraio il Comune di Udine e la Prefettura, così come accaduto solo pochi giorni fa per il Giorno della Memoria, hanno deciso di organizzare un fitto calendario di eventi per ricordare le vittime delle foibe e dell'esodo istriano, in particolare rivolti alle giovani generazioni. È sicuramente importantissimo, lo capiamo tutti, soprattutto in questo momento, quanto sia importante ricostruire anche con testimonianze dirette quello che è successo soprattutto in questo territorio in quel periodo. Ovviamente per la giornata del ricordo, dove la ferita per certi versi è ancora aperta, quindi ci sono sicuramente situazioni da ricomporre, in questo sicuramente siamo sulla buona strada, però diciamo, il coinvolgimento dei ragazzi e degli studenti a questo punto è fondamentale. Fargli conoscere obiettivamente quello che è successo in quel periodo con ricostruzioni storiche attendibili per noi è fondamentale, quindi su questo lavoreremo sempre. Queste sono pagine di storia buissime che la nostra regione ha vissuto purtroppo sulla pelle. Sì, venendo anche dall'esperienza di Gorizia ho visto e ho capito quanta sofferenza e quanto oblio ci sia dietro questa pagina di storia. Stiamo cercando con tanti momenti, soprattutto con questi interventi con i ragazzi, di riportare un po' alla luce certe verità. E questa mattina a Pordenone al Parco di San Valentino è stato ricordato Giovanni Palatucci, il questore di Fiume salvò migliaia di ebrei, stranieri ed italiani dal genocidio.
Giusto tra le nazioni, una proclamazione che risale al 1990, ricordata questa mattina al Parco San Valentino di Pordenone, dove è stato commemorato Giovanni Palatucci, questore di Fiume, medaglia d'oro al merito civile per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani. Noi abbiamo l'obbligo di ricordare l'esempio che il questore Palatucci ha lasciato alle future generazioni, in particolare a noi che facciamo un lavoro molto particolare. Quindi è giusto che venga ricordato, è giusto che venga commemorato in occasione della giornata che precede poco la giornata del ricordo, e questo l'obbligo morale del suo ricordo ci è stato trasmesso e noi dobbiamo tramandarlo anche per il futuro. Sono stati presentati a Trieste i nuovi autobus a idrogeno, non saranno utilizzati a brevissimo in regione, ma le aziende di trasporto stanno facendo un ragionamento con Snam per la realizzazione dell'infrastruttura. Non sarà un percorso a breve termine, di certo però l'idrogeno, per quanto concerne il trasporto pubblico su gomma, potrebbe essere il carburante del futuro. Caetano Bus ha voluto presentare il loro nuovo mezzo realizzato insieme a Toyota, un autobus dedicato al trasporto pubblico locale che sarà la base per quelli a lunga percorrenza dedicati all'extraurbano, con il vantaggio di non emettere inquinanti. Ci guarda con interesse a questa tecnologia anche TPL FVG con Arriva Italia. Guardiamo certamente alla soluzione dell'elettrico come una soluzione praticabile soprattutto per le realtà urbane, dopodiché stiamo lavorando però su altri fronti e vorrei ricordare su questo in particolare il progetto su Udine che riguarda la possibilità di utilizzare il gas naturale anche per i servizi extraurbani. L'anno scorso abbiamo introdotto 6 nuovi mezzi, ma in questo stiamo facendo crescere la flotta che finora era dedicata solo ai servizi urbani di Udine, anche su questa tecnologia appunto di gas naturale per l'extraurbano. Agnello Semplice, AD di Trieste Trasporti, sottolinea come il PNRR fornirà gli strumenti per investire, ma sarà fondamentale la rete, e qua entra in gioco Snam. Sì, da tempo Snam crede nell'idrogeno come uno dei vettori, diciamo, per favorire la transizione energetica anche nei trasporti, in particolare nel trasporto pesante, dove noi siamo convinti che l'idrogeno possa rappresentare una risorsa fondamentale, in particolare per facilitare e accelerare la transizione nei bus, negli autobus, in particolare gli autobus per il trasporto urbano e poi anche nel mondo dei camion. A Udine il mercato di Via Zanon si rifà il look con la giunta comunale che ha approvato lo studio di fattibilità per spostare e rifare ex novo le bancarelle. La Giunta Comunale di Udine ha approvato lo studio di fattibilità per la sistemazione del mercato di Via Zanon. Il progetto di riqualificazione urbana prevede la realizzazione di nuove strutture di vendita in sostituzione delle esistenti 6 bancarelle che dovranno rispondere alle esigenze igienico-sanitarie richieste dalla normativa ed essere collegate ai servizi di rete. Lo studio redatto dall'architetto Renza Pitton prevede una nuova distribuzione dei manufatti, a eccezione di quello dei fiori, per liberare il passaggio e la visuale lungo la roggia. I manufatti saranno realizzati con sistema costruttivo prefabbricato e assemblato a secco e dipinti di grigio antracite. Lo studio prevede anche il rifacimento della pavimentazione in porfido dell'intera area, il ricollocamento dei parcheggi per le biciclette e la realizzazione di 2 lunghe aiole piantumate con essenze perenni in sostituzione delle attuali fioriere che separano la pista ciclabile dalla carreggiata stradale. Il costo complessivo dell'intervento, che sarà eseguito in 2 lotti, è di 1.250.000 euro. I lavori non verranno iniziati senza concordare con gli imprenditori che gestiscono già le bancarelle attestanti concessionari, senza concordare con loro un percorso per il loro spostamento e anche i tempi eccetera. Nessuno farà nulla senza condividere il processo. Ha preso il via il ricco cartellone delle anteprima Dedica che prevede 13 appuntamenti in Friuli in attesa del festival nel Pordenonese nel mese di marzo. Quest'anno sarà incentrato sullo scrittore francese Mattia Arnaud. Uno straordinario e insolito di questi tempi ancora segnati dalla pandemia bagno di pubblico ha accolto ieri sera a Sacile nella chiesa di San Gregorio il debutto di Anteprima Dedica, il cartellone di eventi curato da Andrea Visentin che anticipa il festival in arrivo a Pordenone il 5 marzo, quest'anno incentrato sullo scrittore francese Mattia Arnaud. Al centro della lettura scenica portata sul palco, il libro d'Arnaud Parlami di battaglie, di re e di elefanti, in un intreccio sapiente di narrazione e musica a condurre il pubblico nella Istanbul del 1500, città d'oro e di specie
pezzi e che tutto avvolge Amalia sono stati l'attore friulano Andrea Collavino con il contrappunto delle musiche rinascimentali eseguite dal vivo dal duo L'Aquilegia, formato da Teodora Tomasi, che oltre a suonare l'arpa rinascimentale ha incantato il pubblico con la sua voce di soprano, e Federico Rossignoli al luto e alla cetera. Il percorso di anteprima dedica, che prevede 13 tappe, questa settimana proseguirà venerdì 11 febbraio ad Azzano X alle 20:45 al Teatro Mascherini con lo spettacolo di canto e di ebbrezza, le note del vino tra suoni e parole, narrazione in musica che nasce dal romanzo di Enard L'alcol e la nostalgia, con Angelo Floramo e la violoncellista Elisa Fassetta. Sabato 12 febbraio a Udine alle 18 al Caffè Caucic il libro Ultimo discorso della Società Prustiana di Barcellona. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Tra poco vi ricordo l'appuntamento con A voi la linea. Grazie per averci seguito e arrivederci.